Questo speciale Vinitaly lo concludiamo invece con l'avvio di un'altra rassegna, questa volta dedicata all'asparago di Badoere, da non perdere il servizio. Tutto pronto per la 51esima mostra dell'asparago di Badoere IGP che si terrà dal 24 aprile al 6 maggio. Tra gastronomia, artigianato e folklore e tanti appuntamenti all'aria aperta, la manifestazione promette anche quest'anno di portare in piazza migliaia di visitatori da tutto il Veneto e non solo. Siamo in primavera, quindi le cose prioritarie sono state un po' le biciclettate, quindi dal 25 aprile grande biciclettata, quindi con visite guidate presso le aziende appunto che coltivano asparagi qua della zona, per poi avere il 1° maggio l'inaugurazione ufficiale, quindi la giornata clou della mostra dell'asparago di Badoere. Momento clou il taglio del nastro, previsto come di consueto nella mattinata di martedì 1° maggio tra le ali dell'incontevole Barchessa Settecentesca, un evento che coinvolge oltre 400 volontari, capace di far dialogare tutte le realtà del territorio, dalle associazioni di volontariato ai ristoranti locali, coinvolti ancora una volta nella rassegna che valorizza le cucine tradizionali. Quando vengono allo stand gastronomico sicuramente troveranno diversi piatti, quasi tutti a base di asparagi, dal risotto agli asparagi, che noi facciamo sia con gli asparagi verdi e bianchi, alle crespelle con gli asparagi, gli straccetti di pollo con gli asparagi, gli involtini, poi la carne solita, salsicce e crosticine. Comunque trovano dei gran bei piatti sicuramente, come ogni anno. Un prodotto, l'asparago di Badoere, marchio IGP, sempre più richiesto ed apprezzato anche dai consumatori stranieri. Noi diciamo sempre che quando si mangia un mazzo di asparagi bisogna mangiarlo con i piedi sotto la tavola, fermarsi, perché dietro quel mazzo di aspargo sicuramente c'è una storia di quell'azienda, ci sono delle persone che raccolgono, lavorano, portano avanti delle tradizioni, e quel marchio che noi dopo appiccichiamo a quel mazzo là è sinonimo di garanzia e anche di salubrità del prodotto.